L'ho fatto il carabiniere, mi sono concentrato per fare questo mestiere. Sale patate! Ha abbandonato il posto fisso per dedicarsi alla sua Perché a me mi passione. piace la vita libera. Belli banani la gioca! Non mi piace essere comandato, mi devo comandare io stesso. Qual è il suo sogno per il futuro? Il mio sogno è la salute. Oggi come oggi, tutti questi mali, quando uno si sveglia la mattina e non c'è malanne, è la cosa più bella del mondo. Capito? Il mio futuro è questo. E mi sveglio la mattina e vado a lavorare. Ena! Sale patate la gioca! No, pida che aveva fome! Gioca! Mauro, eccole! Buongiorno! Buongiorno! Conosciamo uno dei simboli di Cefalù, la sua voce davvero tutti, chi viene a Cefalù hanno sentito questa voce, ma conosciamo meglio la sua persona, come si chiama e da quanti anni fa questo lavoro? Io mi chiamo Giuseppe, ha 50 anni che faccio questa vita. A Cefalù. A Cefalù e lo faccio con amore, perché sono nato in questo mestiere, perché mio papà lavorava per l'asinello e io ho preso le origini di mio padre, perché io militare ho fatto il carabiniere, mi sono concentrato per fare questo mestiere. Ha abbandonato il posto fisso per dedicarsi alla Perché sua a me passione. mi piace la vita libera, non mi piace essere comandato, mi devo comandare io stesso, capito? E quindi ha scelto di seguire le orme Le orme di mio padre. Solo che la vita ora comincia a essere più dura. Perché quando uno se ne va in pensione facendo questo mestiere non danno niente. Io sono già in pensione e prendo 580 euro, che cosa sono? Non sono niente. Appena tu ti metti 500 euro in tasca nemmeno 15 giorni se ne vanno. Quali Capito? sono, Perciò io devo fare questo, sempre questo, fino a che campo questo mestiere lo devo fare. a che ora inizia la sua giornata e quando finisce? Io comincio alle 2 la mattina e finisco alle 2 di pomeriggio. Quindi 12 12 ore. da notte fonda. Però non tutti i giorni, un giorno sì, un giorno no. E poi la mattina mi alzo normale alle 6, quando non vado a caricare. Quando vado a caricare alle 2, io e mio figlio. 50 anni fa, quando ha iniziato, com'era Cefalù? I turisti? Tutto questo casino non c'era, Cefalù era più tranquilla. Ora è bello, c'è un mare di gente, però tu vedevi le strade, tutti questi mezzi non c'erano. Io mi ricordo bambino giocavo a pallone in mezzo alle strade, una macchina, un motore non c'era. Invece ora dove ti giri su biciclette, macchine, motori, non si ragiona più. Capito? Però la vita questa è, la vita va sempre avanti, non si ferma. Ma a che Capito? età hai iniziato a lavorare? Io a 20 anni facendo questo mestiere, poi ho fatto pure il muratore di 14 anni fino a quando ho partito militare. Ero in regola, avevo il tesserino a Bessoreddi e poi con italiano ne avevamo cognome nei marchi. Ma suo figlio sta seguendo quindi la sua attività? Mio figlio viene con me a prendere la frutta, però lui c'ha un souvenir, lavora nel negozio lui. La mattina però viene con me a prendere la frutta, capito? Ma cosa abbiamo di buono qui? C'è belle pere, carciofi locali, questi sono carciofi locali, quelli antichi, sono bellissimi. Carciofi, fave, finocchi, questa è tutta roba locale. Cioè. I turisti quando la vedono restano incantati da tutte queste bontà. Me ne fanno foto a milioni, fanno un sacco di video. Fanno. Sale patate che aveva fumare le patate! Fagiolina! Cosa ne pensate delle parole che avete ascoltato? Di questo grande uomo che ha scelto di vivere nella libertà e nella genuinità. Guarda meglio, signor Giovanni, non c'è trovato per che io penso che comincia a incrementare, capite? Guarda meglio, signor Giovanni. Va bene, signor Giovanni, guarda arrivo già. Va bene? Ciao, ciao, ciao. E noi adesso la salutiamo, ma prima, qual è il suo sogno per il futuro? Il mio sogno è la salute, perché senza la salute non c'è futuro.
oggi come oggi, tutte queste cazzate che ci sono in giro, tutti questi mali, quando uno si sveglia la mattina ed è con la mente sincera, perché non c'è malanne, è la cosa più bella del mondo. Capito? Il mio futuro è questo, e mi sveglio la mattina e vado a lavorare. Mio papà era un personaggio, lui lo conosceva, era un ragazzo, era un pochettino tignoso, però era moro, ma sai che è simpaticone. E quando c'era lui, con la voce che aveva, svegliava tutti, svegliava. La voce che Ancora più aveva, squillante della sua. 1000 volte più bella. La mia dicono che è bella, perché ma però quella di mio padre è ancora più bella. Ma Perché come si fa a mantenere la voce così squillante? io da 50 anni che faccio questo mestiere, mi ricordo un giorno solo, sono stato 2 giorni senza voce. Un giorno a 50 anni. Io, ringraziando a Dio, la voce ce l'ho. Solo quando vado allo stadio se ne va la voce. Quando vado allo stadio la voce se ne va. Invece quando lavoro sempre con lo stesso ritmo e la voce c'è. I turisti, gli stranieri gli chiedono anche informazioni, lei è anche da... Mi fanno se mi possono fare qualche video, queste cose, possiamo fare qualche foto, io li lascio fare. E quando vedono qualcuno che abbassa il paniere, aspettavo, qua non ce ne sono, ci sono quelli che l'abbassano il paniere, dipende dalle persone antiche, che ormai il centro storico sta diventando tutto B&B, le persone se ne vanno, capito? E si lavora d'estate, che poi appena arriva novembre, Cefalù è monotono. Qual è il punto di forza di Cefalù? Perché attira così tanta gente da tutto il mondo? Perché è bello Cefalù. Cefalù lo vedi tu da Santa Lucia, sembra una cartolina. L'hai visto mai Santa Lucia? È bellissimo. E poi è un paese tranquillo. A Cefalù non c'è né gente pazza. E invece dipende dove vai, gente che ruba, fare di Cefalù no. Capito? Allora la salutiamo con la sua voce. Ma fagiolini che aveva patate! Fragole belle fragole, mirincelette! Belli banani, lattuga! Sale patate! Vi saluto ragazzi. Ma quindi lei non utilizza mai il megafono? No, solo la bocca. Solo la bocca, solo la voce. È stato un grande piacere, arrivederci, arrivederci. Salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia. Caro saluto. Cosa lascia dentro di voi questo video? Lasciatelo scritto nei commenti.